Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera abbiamo dedicato l'intera puntata sotto un aspetto economico, perché ovviamente arriveranno molti soldi, la raccomandazione è che vengano spesi bene, cercheremo di capire dagli ospiti, dagli illustri ospiti che abbiamo in questa trasmissione, come andranno spesi tutti i soldi che arriveranno dall'Europa. E quindi li presento, saluto Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, grazie di essere con noi. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Saluto il presidente di Confindustria Veneto, mi è sfuggito, Vincenzo Marinese. Buonasera Vincenzo, grazie. Buonasera. Guardavo sulla tabella per vedere l'incarico giusto, perché magari non vorrei mai sbagliare. Confindustria Venezia, Caput Mundi. Presidente Confindustria Venezia, giusto? La Serenissima. Vabbè, chiedo venia. Saluto Patrizio Bertini, Presidente Confcommercio Veneto, a Scompado, e saluto anche un piacere di averlo ospite in studio, Renato Mason, segretario della CGA di Mestre. Buonasera. Davvero grazie a tutti di essere qui. Allora andiamo a vedere anche il titolo di questa trasmissione, così ci facciamo già un'idea. Vedete, soldi in arrivo, usiamoli e bene. È una definizione giusta. Roberto Marcato, iniziamo da qui questa puntata, poi andiamo a vedere il servizio d'apertura. Sì, secondo me è una definizione estremamente azzeccata per due motivi. Primo, perché i soldi in arrivo effettivamente questa volta ci sono, c'è questo PNRR che è un'occasione straordinaria per il nostro Paese e anche per la nostra regione. C'è l'altra parte però che vanno usati bene. E la mia preoccupazione, io sono un ottimista nato, però la mia preoccupazione riguarda una parte dello Stato, del nostro Paese. Cioè, se io penso a quante risorse abbiamo drenato negli ultimi 50 anni al sud e quanti posti di lavoro sono stati creati con quelle risorse, il saldo è assolutamente negativo. Ecco, la mia preoccupazione sta nel fatto che le regole di fatto non sono cambiate, nemmeno le modalità. Uno gli verrebbe da chiedersi, se non cambiano le regole del gioco, perché dovrebbe cambiare il risultato. La cosa positiva è che con queste per cambiare le regole, Marcato? Per le esempio, dinamiche del sud sono rimaste quelle di 10, però 20, 30 anni fa. Qualche esponente del suo partito che è al governo ha detto è importante che ci sia anche il sud, perché senza il sud il nord non ci sarebbe. E allora la domanda è: qual è la vera soluzione? Perché i soldi al sud... Ma che questo Paese possa prendersi il posto che merita al mondo solo se lo fa tutto il Paese, su questo non c'è ombra di dubbio. Però se dovessimo guardare alla storia degli ultimi 50 anni, gli investimenti fatti e le risorse messe in disponibilità del Meridione non hanno dato i risultati attesi. La cosa positiva è che questo PNRR, almeno nella sua declinazione, prevede che ci sia una rendicontazione prima del saldo. Questa potrebbe essere una cosa Verrà interessante. rispettata? Questa è la sfida. Altrimenti perdiamo l'ennesima occasione. Dopodiché, come sempre fa notare anche Mason, ricordiamoci che questi sono per la stragrande maggioranza dei prestiti che le future generazioni dovranno restituire. Ecco, l'auspicio è che questo prestito si trasformi in economia, si trasformi in tasse pagate, in servizi, in sviluppo, per cui, come dire, il pagamento possa essere naturale, altrimenti caricheremo sulle prossime generazioni un fardello ulteriormente pesante. Perfetto, poi ne parleremo, perché il suo esponente della Lega, Salvini, si incontrerà con Draghi e in questo incontro chiederà che vengano ridotte ovviamente le tasse che sono aumentate per quanto riguarda luce, acqua, gas. Parleremo anche di questo, poi di questa situazione che si sta avverando in Italia. Andiamo a vedere il servizio d'apertura e poi parliamo con tutti gli ospiti. Prima dell'arrivo della pandemia, il Veneto era la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio. Produceva il 9,2% del prodotto interno lordo nazionale e il PIL pro capite in regione era superiore del 13,5% a quello nazionale. Oggi com'è cambiata la situazione? Dopo il crollo del 2020, nel 2021 il Veneto ha segnato un recupero del PIL superiore alla media italiana, recuperando già a giugno i 2/3 della caduta registrata nei primissimi mesi della pandemia e con una crescita che, seppure su ritmi più lenti, è proseguita anche nel terzo trimestre. A fare da traino è l'export, in aumento del 6,3% rispetto al 2019, con il Veneto secondo in Italia per volumi di esportazione insieme all'Emilia-Romagna e dietro solo alla Lombardia.
Anche il mercato del lavoro ha viaggiato meglio di quello della media nazionale. Il tasso di occupazione mantiene un valore poco distante dai dati pre-crisi economica di 12 anni fa e nel 2021 il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato positivo per 49.000 posizioni di lavoro dipendente, meglio anche del più 38.000 registrato nello stesso periodo del 2019. Ma dall'Europa adesso sono in arrivo risorse senza precedenti dal secondo dopoguerra in poi e saranno proprio i fondi del piano di ripresa e resilienza a dover trainare anche la nostra regione verso un futuro di crescita e di stabilità, che in questi mesi la difficoltà di approvvigionamento e l'aumento dei prezzi delle materie prime, il riacutizzarsi della pandemia e le pressioni inflazionistiche non disegnano roseo come si vorrebbe. Il Veneto potrà spendere una cifra vicina a 1,8 miliardi di euro con 3 aree cruciali di intervento, 877 milioni per le infrastrutture, 595 milioni per rafforzare la sanità, la medicina territoriale e la qualità abitativa in regione, quindi poco più di 300 milioni di euro per il sistema scolastico regionale. Ed è naturale che questi soldi dovranno trainare l'economia verso l'alto, pur non arrivando direttamente nelle casse delle aziende in crisi e nelle tasche dei lavoratori e delle famiglie. Ma la suddivisione delle risorse da qui al 2030 crea divisioni e imbarazzi sin da subito, perché l'accordo trovato a Palazzo Chigi ha deciso di destinare al meridione una somma pari al 40% delle risorse cosiddette territorializzabili, equivalenti a circa 82 miliardi di euro, con buona pace di un territorio, quello del nord Italia, che da sempre traina l'economia nazionale e che potrebbe trascinare verso l'alto, anche in questo caso, se solo fosse adeguatamente sovvenzionato, la ripresa dell'intero paese. Eppure i criteri di ripartizione dei fondi ai comuni per la rigenerazione urbana, solo per fare un altro esempio lampante, partono azzoppati da un tabellario che esclude per principio numerosissime municipalità del settentrione, Veneto e Friuli in testa. L'obiettivo dell'Europa è insomma riportare in bolla l'economia italiana, ma non è detto che saremo in grado di riuscirci se partiamo da risorse mai viste prima, ma che rischiano di creare ancora più disuguaglianze. Poi ovviamente chiederemo al responsabile della CGA, il segretario della CGA, se è tutto giusto il nostro contributo che ha fatto Francesco Cochiglia. Però prima di andare a analizzare, nel servizio avete visto ci sono questi soldi che arriveranno 1,8 miliardi al Veneto. Allora andiamo a vedere, analizzando, così poi avremo praticamente tutto al completo il ragionamento, i soldi nella prima grafica per le infrastrutture, che sono 855 milioni, li abbiamo già divisi, vedete, sono un po' difficili da leggere perché sono talmente tanti, però per semplificare 238 per il trasporto rapido, 2 milioni per gli interventi della RFI, 4,7 per i raccordi ferroviari, via 116 milioni per il programma di qualità dell'abitare, 31 per il rinnovo degli autobus, 230 per i porti, sono 25 milioni per l'alta velocità, più o meno io li ho saltati, però potete leggerli e capire dove andranno questi 855 milioni per quanto riguarda le infrastrutture. Andiamo invece a vedere i 595 milioni per la sanità, qui è un po' più corto, vedete rafforzamento delle prestazioni sanitarie, incremento dell'assistenza domiciliare, creazione di 49 centri operativi territoriali, creazione di 99 case di comunità, creazione di 30 ospedali di comunità e modernazione tecnologica e digitale pari a 357 milioni. Andiamo a vedere anche l'ultima tabella invece, questo riguarda l'istruzione, che ovviamente sono le tematiche più importanti tra sanità e istruzione, c'è un bilancio dove lì vanno più soldi di tutti. Se andiamo a vedere la grafica, eccolo qui, dunque 53 milioni per le scuole, 143 milioni per la costruzione di asili nido, 41 per la scuola d'infanzia, 17 per le mense scolastiche, 13 per le palestre, 38 milioni per la messa in sicurezza. Mason, chiedo a lei, iniziamo da questi numeri, da questi ragionamenti, tutto giusto, ha qualcosa da aggiungere e no, poi andremo a vedere se verranno spesi bene tutti questi soldi. Ecco, direttore, ha toccato l'ultimo punto, peraltro anche l'assessore Marcato l'aveva ripreso. Qui il problema è le risorse sono tantissime, verissimo, mai state tante risorse così disponibili. Attenti, sono per 2/3 prestito, è un prestito che dobbiamo restituire nel bene e nel male. Però se tu li sfrutti bene possono anche renderti. E questo è il punto. Ma quando io vedo, e quindi comincio anche un po' polemicamente l'argomento, le cifre sono sostanzialmente giuste, anche per quanto riguarda la situazione del Veneto rispetto al 2021, la situazione generale del Veneto, PIL, occupazione, disoccupazione, export, abbiamo tutti segni positivi.
parlo al 31 dicembre 2021, quindi positivo l'andamento dell'economia veneta, lo vediamo, lo constatiamo, vediamo cartelli cercasi operai dappertutto, cercasi apprendisti lungo le strade, quindi positivo il giudizio sulla situazione economica. Attenti, ci sono forti segnali di preoccupazione, che in questo momento non cito, casomai durante la discussione poi o la presentazione lo diremo, segnali di preoccupazione per il 2022. Detto questo, le cifre che avete dato sul PNRR sono cifre vere, reali. Qual è la preoccupazione che continuo io a dire in ogni occasione? Attenti, arrivano sostanzialmente 190 miliardi, qualcosina in più, qualche miliardo in più, 192, 191 e 800 per l'esattezza, più i 30 miliardi, qui ci dimentichiamo, più i 30 miliardi messi come fondo complementare dallo Stato italiano, anche questi che sono già stati spesi. Anche questi a debito, anche questi a debito. Allora, qual è il ragionamento? Il ragionamento è: spendiamo bene questi soldi, ha ragione Marcato, spendiamoli bene questi soldi, perché quando io vedo una polemica molto alta da parte del presidente dell'Anci Veneto, sindaco di Treviso, opportunamente alza la voce per dire guardate che il Veneto è tagliato fuori da tutto, opportunamente, giustamente, ha il mio applauso e la mia approvazione, però dico anche al sindaco Conte, al presidente Conte: scusa, tu fai parte di un partito che è della maggioranza? Quindi dov'eri quando è stato approvato il 40% al Sud e poi il Sud partecipa anche alla ripartizione del 60%? Non entro nel merito adesso, non faccio polemiche politiche, non mi competono. La messa però... Non mi competono. Ma solo la messa nel dire sì, questo... perché io non posso accettare che chi è, come dire, difensore o attacca su una certa posizione, poi me lo ritrovo che fa parte della maggioranza che approva. Però è una contraddizione oggettiva. Sì, bisogna... è giusto però ricordare che la partizione 60-40 è stata fatta dal governo Conte, dove noi eravamo in opposizione. Qualcuno poteva obiettare però, giustamente. L'abbiamo obietato noi, è che non eravamo al governo. Poi la declinazione su 60-40 viene fatta da questo governo, ma la decisione di fare 60-40 sì. È del governo Conte. Sì. Poi ripresa del governo Draghi, perché Draghi è là da gennaio, infatti. Quasi subito ripresa e ripresentata. Allora, perché dico questo? Primo, dobbiamo stare attenti che la gestione deve essere una gestione molto accorta e molto attenta. Secondo messaggio forte: o questi soldi noi li impegniamo per produrre ricchezza, che poi comporta tassazione, comporta quindi risorse per lo Stato per poter ripagare il debito, altrimenti noi ci facciamo del male 2 volte, 3 volte. La terza osservazione molto veloce. Io ho guardato, ma potete guardarlo anche voi telespettatori, cioè, però, non è una cosa segreta. Masone dico, le interrompo perché un esponente sopra, faccio che nome, Massimo Bitocci, oggi sul Mattino ha fatto questa dichiarazione, una precisa domanda, ma il PNRR serve anche a riequilibrare le differenze fra nord e sud? E Massimo Bitocci risponde: il sud ha già il default del 40% dei fondi, poi tutti noi ci rendiamo conto delle difficoltà del mezzogiorno e sappiamo che senza il meridione anche il nord non andrebbe da nessuna parte. Quindi vuol dire, nel ragionamento che fa Masò, che anche la parte della Lega era d'accordo con questo 40% al sud. Temo che volevo per precisare una dichiarazione di uno che fa parte dell'economia italiana. Ma la decisione è stata fatta dal governo Conte con... Sì, ma è d'accordo, quando uno dice che senza il meridione non può andare avanti nemmeno il nord... Dire che il paese si salva se si salva tutto, e dire che al meridione che deve andare il 40% delle risorse e al centro Italia e al nord Italia il 60% sono due cose diverse. Io sul 40% non sono d'accordo assolutamente, punto. Dopo se qualcuno del partito sia d'accordo va bene, certo. Io non sono d'accordo sul fatto che il meridione deve portarsi ai livelli del settentrione e così il paese si salva tutto. Però, ma che sia che giusto il 40%, Marcato, assolutamente no. Adesso non è per fare, però se lo dice il sottosegretario all'economia, che fa parte della Lega, che è Massimo Bitocci, non dice uno qualunque, lo dice il sottosegretario. Ma lui non dice che sei d'accordo sul 40%. Lui dice che è d'accordo sul fatto che il meridione bisogna tirare su. Direttore, se mi consenti, a sostegno, non per dare una mano a Marcato che non ha bisogno, ma per dare sostegno, attento, quando si dice che il nord ha bisogno del sud, noi dobbiamo ricordare a tutti che il risultato, la rendicontazione finale di tutta quanta l'operazione nei 5 anni, o è
tutta l'operazione che risponde ai requisiti, su cui non entro nel merito in questo momento, ai requisiti previsti dalla Comunità Europea, o tutto il progetto salta, tutto il piano salta. Cioè non è che perché il Veneto è più bravo e spende i soldi bene, rendiconta bene, è a posto e arrivano i soldi, mentre magari, adesso cito la Calabria, però da questo ragionamento, o tutti, ma nel ragionamento che lei mi fa vuol dire che, ho capito male io, sono pochi i soldi che danno al Veneto rispetto agli altri, dovrebbero darne di più? No. Qual è il ragionamento che mi fa sostanziale? Il ragionamento che sto facendo è: attenti, ci sono delle condizioni per cui dobbiamo andare insieme col sud e il nord. Certo che dire che do il 40% a priori al sud, che sappiamo quali sono le condizioni di difficoltà, anche oggettive, mica solo inventate, eccetera, anche oggettive difficoltà nel realizzare, ci porta a fondo anche noi. Certo. Quindi dobbiamo stare attenti. Volevo fare un'ultima osservazione e chiudo, direttore. Io sto sostenendo da tempo ormai, purtroppo non molto accompagnato, che la qualità della spesa è quella che fa la differenza. Quando io mi vedo sulla rigenerazione urbana, l'ho detto anche il sindaco Conte, sulla rigenerazione urbana, i soldi vengono per il momento impegnati su piste ciclabili, su piloni per l'illuminazione dei campi sportivi, attenti, non neanche più sul canile, perché ormai il canile è diffuso, sul gattile, 990.000 euro sul gattile, cioè su un ricovero di gatti, ma non perché io li abbia io sono uno che rispetta gli animali, anzi mi arrabbio se qualcuno li tratta male, ma c'è una misura, c'è un limite oltre il quale non si va. Ma quando questo gattile mi consente di restituire i 990.000 euro? A meno che non dobbiamo lavorare i gatti. Mi permetta, Masò, sì. Lei è un uomo esperto, non è l'ultimo arrivato, non è un politico. È chiaro che i compromessi vanno anche a queste situazioni. Ci sono compromessi che sono delle volte ridicoli, però fanno parte del sistema per andare, vogliamoci tutti bene. Hai ragione, direttore, però consenti a me, e so che anche qualche altro grande esponente del mondo produttivo qua dentro, consenti a me che alzi la voce e dica fa benissimo, consenti che non posso, quindi è la qualità. È spento Marini, lei sa che a 100 euro di multa si è acceso quel telefonino, vero? Io già con lei ho lei sa già che... Peggio il PNRR, sono arrivato con 300 euro di multa. Lei già 300 euro di multa, a parte gli scherzi, ovviamente gli ospiti che studio sono anche amici, quindi mi permetto di fare delle battute non professionali, però spero che i nostri ospiti comprendano questo. Marinese, sul ragionamento che abbiamo iniziato, poi anche Patrizio Bertì. Ma guardi, allora, io sono di Palermo, e perciò mi trovo in una condizione in cui sono proprio un uomo italiano, perché sono nato a Palermo, vivo in Veneto, sono presidente degli industriali di Venezia e questo territorio mi ha dato tanto come l'altro. Quando lei parte sottovoce così ho paura, perché sono sicuro che poi la alzerà la voce. Si parte sempre quando piano. Parla lentamente, siccome le canzoni, lei parla lentamente, sono sicuro che tra poco esploderà. Allora, io sono veramente, già nello spostarsi. Io sono veramente deluso. E spiego la ragione, perché qui c'è una ragione generale che bisogna affrontare. Il 1° gennaio del 2027, alle ore 001, perciò il primo bambino che nascerà con un debito di 50.000 euro, perché noi, spesi i soldi del PNRR, avremo 3.000 miliardi di debito. 3.000 miliardi. Qualcuno può anche dire, ma noi non lo ripagheremo mai questo debito. Io invece dico e sostengo che il debito prima o poi lo paghiamo in 1850 modi. Lo paghiamo svendendo i nostri beni, lo pagheremo svendendo il nostro patrimonio, l'abbiamo pagato svendendo la Telecom e perdendo l'Alitalia, cioè lo stiamo pagando, lo stiamo pagando sull'energia, lo stiamo pagando sul fatto che abbiamo perso tante aziende manufatturiere, lo stiamo pagando sulla materia prima, cioè non lo stiamo pagando letteralmente, perciò nessuno mette le mani in tasca, ma di fatto lo stiamo pagando anche con un problema sociale che piano piano sta risolvendo. Allora, il tema fondamentale, secondo me, i temi sono due. Il primo tema che è deleterio. Se io chiedo a un ministro o a un parlamentare, scusami, stiamo spendendo al sud, che ha un problema infrastrutturale, 100. Nel corso del tempo, come una domanda che faremmo ognuno a casa nostra, questi 100 quanto alimenteranno? Non c'è uno che ti sa dare una risposta. Questo è il tema.
E a questi soldi del PNRR dobbiamo aggiungere tutti i fondi che vengono dati per favorire l'internazionalizzazione delle aziende del Sud, dove ci sono delle ricette, abbiamo delle proposte. E perciò questo è un tema impressionante. E in un ragionamento strategico come il PNRR, cioè sulla strategia dove politici e politici ci hanno detto che questo Paese cambierà, i compromessi non si possono trovare. Ha ragione Mason. Però ci può stare, non si possono trovare. Ci può stare che il ricco aiuti il povero. Attenzione, allora il problema al Sud, i problemi sono due, e glielo dico da uomo del Sud. Un problema infrastrutturale e un problema culturale. Bisogna intervenire nei due ambiti, sul problema infrastrutturale facendo interventi, sul problema culturale invece facendo crescere le aziende e alimentando lavoro. Criminalità organizzata. Quando l'assessore Marcato dice abbiamo dato tanti soldi al Sud e non abbiamo creato neanche un posto di lavoro, dice purtroppo un'amara verità, e io lo dico con delusione. Io mi ricordo i soldi che sono stati dati all'epoca alla Fiat sulle aziende industriali piuttosto che sui sostegni sulle aree di crisi complesse, e quindi allora devi creare un matching vincente per effetto del quale le aziende del nord possono allargare la loro filiera utilizzando le aziende del sud, e devi premiare questa joint venture in modo tale che le aziende del nord, che hanno già un mercato, si portano dietro come fornitori le aziende del sud e danno loro la possibilità di crescere dal punto di vista metodologico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista gestionale. Il lavoro si crea col mercato, non si crea con i soldi. Certo. Non si crea con i soldi. Patrizio Bertini, prima della pubblicità, il suo pensiero in questo rush iniziale. Sì, intanto io parto dal presupposto che questo è un investimento che viene fatto. Questi soldi sono dati per investire nel nostro Paese. Questo vuol dire anche mettere in moto un moltiplicatore, perché dopo anche i privati dovranno agire e far leva su questi soldi. C'è la possibilità di incrementare quasi il doppio dei soldi investiti dall'Europa, quindi 400 miliardi. Se facciamo le cose per bene, io non guardo il 40%, il 50%, serve il 60% al sud, esatto, perché ci dà un risultato, bene il 60%, quindi io guardo proprio un ordine meritocratico, come si devono ripartire i soldi. Il Veneto ha delle potenzialità da mettere in atto, sì, bene, va investito in questo ambito qua. Quello che dice Marinese è sacrosanto, è giusto, condivido in pieno, però vedo dei tempi biblici per mettere in atto una politica culturale, rigenerazionale. Arrivi col tempo, arrivi col tempo. Sì, e dopo c'è anche un altro problema, quello che diceva giustamente Mason, anche sulla ristrutturazione urbana, sui centri storici, anche lì, nella provincia di Padova, 2 comuni, Cittadella e Monselice. Okay. In Veneto 7 comuni sui centri storici, 7 comuni dove vengono investiti i soldi, ma non vengono investiti con riqualificare, perché abbiamo bisogno anche di portare turismo nelle nostre città, nei nostri centri minori, che sono un valore inestimabile. Quindi il processo di questo tipo di investimento, secondo me, non è stato fatto con una razionalità di dire cosa vogliamo fare di preciso, dove vogliamo investire di preciso questi soldi, ma sono stati fatti un po' con manuale Cencelli, diamo il 47,7%, poi lo chiedo a Roberto Marcato nelle grafiche che abbiamo visto, puntualmente le varie cifre, chi le ha decise, perché le ha decise, per quale motivo verranno usate, insomma indubbiamente ci saranno. Dove sono gli imprenditori che conoscono bene il territorio e che sanno cosa serve a questo territorio? Dove sono le infrastrutture che noi chiediamo da anni? Sono anni che siamo indietro. Adesso abbiamo la possibilità seriamente di mettere in pista ancora questo Paese. Se perdiamo questa opportunità, per noi è la fine. Perché con questo debito qua... Patrizio Bertini, però le ricordo all'inizio della pandemia, lei veniva qui giustamente preoccupato e diceva che dopo la prima e la seconda... Sono ancora preoccupato, non è che non sono preoccupato. Dopo la prima e la seconda era la fine, la terza la fine, poi ti accorgi che l'economia cambia. Mio nonno diceva 7 anni di magra, 7 di grassa, cioè mi sembra che più o meno equivale anche a questo periodo con le difficoltà del momento. Se io chiedo soldi a una banca per fare un'impresa
e l'impresa mi va male perché non sono capaci di gestirla così. Per me è il fallimento. Noi stiamo chiedendo soldi all'Europa, tanti soldi, è un debito che stiamo chiedendo importante. Se noi non facciamo quello che dobbiamo fare, per il nostro Paese è il fallimento. Questo lo dice proprio... Certo. Vabbè, ho la pubblicità, poi ne parleremo in maniera più approfondita, rimanete con noi a tra poco.